cambiata la nostra vita. Allora, noi ci siamo per questa finestra elettorale perché ci sono in corso i ballottaggi, anzi chiusi i seggi da un paio di minuti, quindi adesso tra un po' comincerà lo spoglio, il tempo di preparare i verbali, i presidenti di seggio, scrutatori, tutti pronti a fare le procedure, no, burocratiche necessarie. Noi avremo dei collegamenti. Siamo già pronti con Annarita Cardamone a Castrovillari, con lei c'è anche, dovrebbe essere anche l'altro nostro inviato che è Giuseppe Greco. Allora partiamo Annarita, chiusura seggi da un paio di minuti mi pare, no? Sì, chiusura seggi tra un paio di minuti. Noi nel frattempo ci siamo spostati in un altro seggio e qui vicino a me ho Leo Battaglia, come dicevo prima direttore, la Lega ha appoggiato in questo ballottaggio il candidato di centrodestra Giancarlo Lamensa e ho vicino a me Leo Battaglia. Allora Leo, raccontaci poi questa decisione dell'ultimo momento. Ci siamo resi conto che la Lega viaggia col centrodestra e ci auguriamo che comunque il centrodestra con la Lega vinca in tutti i ballottaggi a Reggio Calabria, a Crotone e qui a Castrovilla. C'è bisogno di cambiamento, noi ce l'abbiamo messa tutta, mi auguro che da qui a brevissimo, perché manca veramente poco, i cittadini di Castrovillari rispondano con il cambiamento votando Giancarlo Lamensa. Mi auguro che comunque da qui a breve la città possa respirare un'aria nuova. Grazie Leo, Grazie a voi. noi tra poco cercheremo di sentire anche dall'altra parte. Per il momento però, in riferimento a quanto diceva Leo Battaglia, la Mensa diceva che i 5.509 voti riportati dal centrodestra, mi caccio un attimo la mascherina, grazie Leo, così ci allontaniamo, se no non riesco a parlare. Allora diceva che i 5.509 voti riportati dal centrodestra e il suo candidato sindaco sono l'evidenza che la città di Castrovillari vuole il cambiamento. Giustamente non la pensa così il candidato del centro-sinistra Domenico Lopolito, che dice invece che il fatto del voto disgiunto ha assegnato 500 voti in più delle proprie liste al candidato di centro-sinistra e 400 voti in meno al candidato di centrodestra. Comunque staremo a vedere, adesso i giochi sono fatti, dobbiamo soltanto vedere che cosa uscirà dall'urna. Io restituisco la linea. Giusto, grazie. Noi tra un po' vedremo anche gli altri collegamenti. Intanto saluto il professor Walter Nocito che è con me, è il professore di diritto pubblico all'Università della Calabria. Grazie Walter. Grazie dell'invito. Che ti aspetti da questa competizione, da questa coda elettorale? No, questa è una coda che non sovvertirà i pronostici, non avremo grandi sconvolgimenti. Li abbiamo avuti alle regionali, sì, quello è stato la conferma di un voto che è molto personalizzato e anche territorializzato e i leader fanno la differenza. Insomma, dove non hai un leader regionale perdi o vai male o malissimo, dove ce li hai riesci a vincere. La Veneto, Zaia ci ha dimostrato anche cifre che insomma fanno ricordare i primi anni 90 e la stagione dei sindaci di Bassolino, di Falcomata Padre, insomma quando un sindaco veniva confermato al 70%. Adesso non abbiamo più questi fenomeni nei comuni, il primo turno ha segnato alta frammentazione fra liste politiche ma soprattutto fra liste civiche. Con il ballottaggio l'aggregazione si farà anche sui nomi ma anche sugli schieramenti nazionali. Credo che Castrovillari come Reggio ci si orienterà anche in base a un sentiment nazionale. Sì, tu dici che praticamente da questo punto di vista insomma, i partiti di riferimento nazionale hanno influenzato, influenzeranno questo dato del ballottaggio? Sul ballottaggio direi di sì. E quindi si svincolano dal localismo, cioè sul ballottaggio in questa seconda fase dici così? Sì, ballottaggio è sempre stato e si confermerà questo che abbiamo detto, per cui i ballottaggi si possono leggere in chiave nazionale, i primi turni non si possono leggere in chiave nazionale. Sì, ma se io do fiducia a X
per il comune nella prima parte delle elezioni, poi arriva al ballottaggio il mio candidato, io continuo a sostenere il mio candidato, ma non perché sia espressione di un'area politica, perché continuo ad avere fiducia in quello che ha detto, in quello che ha promesso in campagna elettorale. Sì, il problema sono quelli che hanno candidati risultati terzi, quarti, quinti, sesti e settimi. Che fanno loro? Siccome è frammentato il voto... E non funziona allo stesso modo, scusa, non si salda allo stesso modo il rapporto, no? No, non si salderà su valori legati a quelle persone, si salderà sia sul disinteresse, quindi sul calo dell'affluenza alle urne, che sicuramente in Calabria e in tutta Italia sarà tra il 10 e il 20%, e poi sulla variabile nazionale, ripeto. Quando c'è un falcomatato, poi alla fine voti lui, anche se non è il massimo a Reggio Calabria, perché rappresenta il contrasto alla Lega di Salvini, insomma. Credo che ci siano dati oggettivati e anche nazionali su questo ballottaggio, su Castrovillari e su altre città. Voglio vedere se questa tua tesi regge dopo con il voto. Intanto andiamo a Crotone, perché vedo Gianluca Pasqua, mi pare sia già all'interno di una segreteria politica, no? Un candidato a sindaco, o sbaglio, ho visto male? Sì, buon pomeriggio direttore, siamo appunto nella segreteria di Antonio Manica, come promesso siamo entrati, lo abbiamo trovato pronto per l'intervista, c'è un clima frizzante, noi ci siamo dovuti spostare in un'altra stanza perché dall'altra parte si comincerà a raccogliere i dati, non ci sono exit poll, non ci sono se non sensazioni, e lo chiediamo ad Antonio Manica che sensazioni ha. Ma positive, negli ultimi giorni abbiamo registrato un certo entusiasmo vicino alla nostra coalizione, speriamo che si concretizzi oggi con il voto finale. Cos'è successo in questi 15 giorni? Abbiamo ripetuto quello che abbiamo fatto nei giorni precedenti al primo turno, siamo andati in giro per la città, aziende, esercizi commerciali nei quartieri, abbiamo tenuto anche degli incontri in piazza con i cittadini, solita routine elettorale. È scemata l'attenzione oppure c'è stato magari invece una maggiore attenzione in questi giorni? Il risultato alle urne, insomma, l'affluenza qual è stata? L'affluenza oggi? Sì. Oggi mi pare che all'incirca il 50%, se non sbaglio, dovrebbe essere al 50%, quindi rispetto a prima eravamo 36.000 votanti, adesso all'incirca dovrebbe essere 25.000, ma non è un dato certo. Direttore, le domande da studio? Ci riserviamo tra un attimo a fare una domanda al candidato, tra poco, perché facciamo prima una panoramica dei nostri collegamenti. Grazie Gianluca, tra poco, perché mi fate vedere le immagini che arrivano da San Giovanni in Fiore, c'è Anna Franchino che è lì, aspetta naturalmente che qualcosa cominci a muoversi, diciamo che le urne si sono chiuse da pochissimo, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Tu sei lì a presidiare praticamente il Palazzo di Città, Anna. Sì, direttore, buon pomeriggio, siamo qui proprio con l'operatore Francesco Camposani a presidiare il Palazzo di Città che vedete alle mie spalle. Vedremo fra un po', qualche ora, capiremo chi si siederà proprio sullo scranno di Primo Cittadino al posto dell'uscente Belcastro. Io vi volevo dare il dato dell'affluenza, che però è alle 23 di ieri, perché ancora non c'è stato dato un dato ufficiale. L'affluenza rispetto al primo turno è stata del 35,88%. Invece al primo turno abbiamo avuto il 42,61%. Lo ricordiamo, i due sfidanti sono Antonio Barile, già sindaco della città, che ha ottenuto al primo turno il 19,72%, e Rosaria Succurro, che ha ottenuto il 25,62%. Noi con le immagini del nostro operatore vi stiamo facendo vedere alcuni scrutatori che stanno andando a riconsegnare proprio al Palazzo di Città, infatti ne stiamo vedendo parecchi che stanno arrivando in questi minuti. Riconsegnano in pratica le schede che non sono state utilizzate, quelle timbrate ma non utilizzate, quindi adesso è ufficialmente iniziato lo spoglio, vedremo cosa succederà. Noi ci sposteremo adesso dal Palazzo di Città, andremo magari nelle segreterie dei due candidati e vedremo proprio entrambi stanno seguendo proprio dal centro della città, dal cuore, da via Roma, lo spoglio, proprio per capire chi sarà il
il primo cittadino di San Giovanni in Fiore. Direttore, per il momento vi restituiamo la linea da San Giovanni, ci risentiamo fra un pochissimo. Bene, grazie Anna. C'è un bella forbice tra primo turno e secondo turno per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al voto. Per esempio Reggio Calabria passa dal 49 al 40, Crotone dal 51 al 39, questi sono naturalmente dati di ieri, fermi alle 23 perché con noi in Calabria abbiamo sempre questi tempi molto lunghi per conoscere i risultati poi elettorali. A Castrovilla del 44-40, San Giovanni in Fiore 42-35, Taurianova 42-35, Ciromarina 47-38. Questo lascia presupporre che nella seconda parte, quella che tu chiami il turno politico delle amministrative, più politico delle amministrative, si reca a votare solo chi è strettamente interessato al progetto politico dell'uno o dell'altro. E anche al progetto politico nazionale. Ma se è nazionale, allora a quel punto, Walter, dovresti avere più no. No, perché i motivati che seguono la politica nazionale sono una minoranza, insomma. Il popolo che normalmente vive nelle città non segue tutto la politica nazionale, segue il vicinato, il parentato, l'amicizia. Capito, ma allora la politica nazionale è altro. Scusami insomma. Walter, allora quelli che hanno sostenuto e hanno respirato, no, l'humus della territorialità nella prima fase, che hanno fatto? Non sono andati a votare? Sì, c'è una dispersione di persone che non hanno l'interesse a recarsi alle urne. Classicamente dal 93 in poi c'è sempre stato il 10% di calo al ballottaggio, più si scende al sud più questo calo. Ma come te lo spieghi questo, scusami? Disaffezione alla politica, sfiducia verso chi... però, scusa... Sfiducia sui comuni, sfiducia su chi non mi è vicino e quindi con un criterio maggioritario. Ricordiamoci che il ballottaggio è puramente maggioritario, destra-sinistra, in-out, non c'è una logica proporzionale, non voti chi ti è vicino, voti il meno peggio. Si diceva negli anni 90 il maggioritario spinge a votare il meno peggio che offre il collegio o il comune. Io direi che probabilmente non è il massimo, ma normalmente noi possiamo avere ben oltre il calo del 10%. Penso che il dato di oggi sia un incremento del 10% di calo medio in Calabria. Sì, 10%, sì. Ma anche in Sicilia e in Campania, insomma, è il sud che vota per queste costanti che sono banfieldiane, insomma. Gianluca, posso fare una domanda al candidato a sindaco del centrodestra di Crotone? Noi abbiamo parlato con Antonio Manica, abbiamo detto noi faremo 3 interviste oggi, 2 ai candidati e 1 al sindaco, e lui ha avuto un brivido, un fremito, si è visto che c'è la tensione, l'attesa di questo momento. Poi una domanda che volevo fargli è se in questi giorni ha incontrato un cittadino crotonese, qualcuno che gli ha chiesto qualcosa in particolare, che lo ha toccato, lo ha commosso in particolare. Si è avvicinato una signora un giorno di fronte ad una farmacia in pieno centro, mi ha riconosciuto e mi ha detto: avvocato, è stato l'unico che ha parlato dei bambini affetti da autismo. Io ho un bambino autistico e le chiedo, se mai dovesse diventare sindaco, di pensare a qualcosa per loro, in particolar modo una piscina. Basterebbero 2 ore al giorno per dare qualcosa di più a questi ragazzi, a questi bambini che ne hanno veramente bisogno. E questo mi ha colpito. Piscina che è un tasto dolente qui a Crotone. Direttore di Guande da Studio. Voglio chiedere al candidato se si aspetta un voto di coalizione oppure un voto alla sua persona, nel senso che va oltre le appartenenze, oltre agli schieramenti, oltre alla condivisione di un progetto politico nazionale. Ecco, questo mi interessa capire cosa si aspetta, il suo voto, come lo ha letto. È un voto dettato dal fatto che siano messi insieme più forze politiche che hanno un punto di riferimento, oppure se è lui che è andato oltre, cioè ha ricercato il consenso fuori. Da una parte perché è una città molto arrabbiata. E io spero che sia un voto di coalizione anche alla persona, chiaramente, da parte mia, nei miei confronti, questo sì, me lo aspetto e credo che sia così. I voti che io raccoglierò saranno un voto sia alla persona che alla coalizione. Altro direttore?
Voto alla persona e alla coalizione. Diceva il professor Nocito che come il secondo turno, cioè la fase di ballottaggio, è, come dire, è più politica, no? Meno territoriale e più politica. Entrano in gioco le forze politiche che sostengono il candidato. Ha notato questa diversità rispetto alla prima tornata? Allora, diceva il professor Nocito che è in studio, che il voto al ballottaggio è un voto più politico, entrano in gioco le coalizioni, le forze politiche a supporto del candidato, non è un voto tanto territoriale. Ha notato questa cosa? No, è un misto, è un misto. È chiaro che è un voto al candidato a sindaco espressione di una forza politica e di una coalizione, ma è anche un voto dato alla persona, perché chiaramente lei deve pensare che io sono nuovo alla politica, sono il volto nuovo, sono un pischello della politica, vengo dalla società civile, dal mondo delle professioni, quindi ho dovuto chiaramente farmi conoscere in mezzo alla gente, in mezzo al mondo delle imprese, del commercio, in mezzo appunto al mondo del terzo settore, del sociale. Per cui c'è di tutto, c'è sia il voto politico, il voto alla coalizione, al programma, al suo candidato a sindaco, ma anche alla persona del candidato a sindaco. Andiamo tra un po' con te, mi fate sentire invece l'audio, ci andiamo dopo, mi fate sentire l'audio del presidente di un seggio a Castrovillari mentre procede nelle operazioni di spoglio? Sentiamolo l'audio. Giancarlo Lamenza. 23. Giancarlo Lamenza. 24. Domenico Lopolito. 24. Domenico Lopolito. 25. Giancarlo Lamenza. 25. Domenico Lopolito. 26. Bianca. Degli no? No, è sempre... Bianca? Timbrare. Timbrare. Firmare. Bianche 2. In questo momento aspetta di conoscere qual è stato il giudizio che gli elettori, i cittadini hanno dato di lui. Pensa che ansia che c'è, Walter. Tu non hai mai provato, non hai mai pensato di candidare? Il maggioritario è così, crea l'ansia perché c'è sempre un'ipotesi di filo di lana, vincita sull'ultimo rush, però ci sono anche i casi in cui si stravince il maggioritario, quindi si può anche vincere con un ampio margine e di solito la prima ora serve a stabilire il margine, insomma, nel maggioritario. Hai visto però questo andamento? Adesso sì. È interessante questa cosa, 25-25, siamo una sezione, però è... Sarà combattuta molto. Questo volevo dire. Castrovillari vince anche proprio ci lascia veramente... schieramenti larghi. Sì, ci fa immaginare che ci sia un testa a testa fino all'ultima manciata di schede da scrutinare, insomma. Così è bella, bella competizione però. Penso che alla fine della prima ora avremo già o il filo del rasoio oppure insomma un andamento chiaro di chi sta avanti e chi sta Gli analisti sostengono che bastano già le prime schede scrutinate per capire più o meno qual è l'andamento, no? Il test di robustezza già forse a 100 schede si potrebbe fare. Sì, il test di robustezza, perché proprio lì uno si rende conto effettivamente che cosa c'è. Sì, vedo Anna Rita già pronta da Castrovillari, poi fatemi sentire anche Giuseppe. Anna Rita, vai. Allora, direttore, siamo nel seggio numero 1 e qui diciamo che Lopolito è su 31 e Lamenza su 25, però diciamo che siamo all'inizio dello spoglio, quindi non possiamo dire niente di quello che sarà dopo.
Poi non lo so che... Direttore, c'ho il ritorno in cuffia e Ho capito, no, va bene così, insomma, dateci ogni tanto qualche sezione dove c'è il presidente che Sì. come dire, legge le schede, Sì. tira dall'urna le schede e legge qual è il voto Sì, dei sì, cittadini. adesso ci spostiamo Perché e è faccio molto, sentire in molto diretta. bella sta cosa. Facciamo sentire in diretta. Giancarlo Lamensa. Messo il simbolo. Non la vedo su. 33. 33. Il simbolo. Ah sì, solamente sì, però non ci vedevo. Domenico Lopolito. 36. Giancarlo Lamensa. 34. Va bene così, va bene così. Domenico Lopolito. Walter, cosa percepisci da questo andamento? Ma si percepisce che già alle regionali la destra sovranista non ha sfondato in Italia. Non ci dimentichiamo che il 2019 alle europee non aveva sfondato né in Italia né in Europa, per come molti politologi potevano ipotizzare. E le amministrative, anche i risultati toscani, campani, pugliesi, ci hanno detto che la destra è forte in Italia ma non è debordante. Alcuni analisti ci dicono che può vincere se e solo se si applica il Rosatellum bis, ma se si facesse un proporzionale puro, la destra non vince in Italia sul dato politico nazionale. Nei territori è molto legato alle forze e alla robustezza organizzativa dei partiti di destra, delle leadership locali e anche della buona amministrazione. Dove c'è uno Zaia, dove ci sono persone che sanno amministrare, anche la destra viene premiata, l'abbiamo visto in Lombardia. E poi l'Emilia-Romagna, c'è stato il dato anche di gennaio 2020, ti ha dimostrato che su alcuni territori, diciamo, l'organizzazione ancora conta e la destra non è organizzata, cioè ha uomini che sanno andare in video, per esempio la candidata Ceccardi, la candidata di Bologna, la consigliera comunale attualmente senatrice, ma non è facile per la destra avere il ceto politico locale. Questo è il dato che anche le amministrative ci consegnano. Non è È più facile per il centro-sinistra avere uomini politici locali radicati e riconosciuti, insomma. Forse perché la destra deve scrivere la sua storia ancora nei territori. Oppure l'ha scritta. Oppure l'ha scritta e l'hanno già E cancellata. la deve riscrivere. E l'hanno già cancellata. Anna Franchino da San Giovanni in Fiore, ti vedo adesso e ti do subito la parola e il video. Sì, direttore, allora io vi volevo dare i primi dati che ci arrivano, siamo proprio qui di fronte, vedete con le immagini del nostro Francesco Camposani, siamo davanti alla segreteria di Rosaria Succurro, i primi dati che riguardano il 10% delle schede scrutinate danno Rosaria Succurro al 52,86%, mentre Barile al 47,14%. Ovviamente sono dati che riguardano soltanto il 10% delle sezioni scrutinate, un primo dato che però vogliamo condividere con voi. Grazie Anna, puntuale e precisa. Lasciatemi salutare la nostra Rosa Babaldino che momentaneamente ferma a casa ma presto tornerà con noi. Walter, anche qui la forbice piccola, no? Però c'è. Sì, sono forbici che si possono anche confermare, ma prima di valutare, diciamo, esiti finali aspettiamo, insomma, il 30% delle urne scrutinate, insomma, dei seggi e dei voti validi, perché insomma, è un dato che anche a livello nazionale io non saprò fare previsioni su come andrà, perché insomma, ripeto, la destra è stata quella che montava i voti e cresceva, non pare che lo faccia più se non dove ha queste leadership fortissime, e c'è molto voto civico. Il dato più significativo su Crotone è molto probabilmente il risultato al primo turno delle liste civiche, anzi della lista targata Voce, insomma, perché era fuori dai giochi fino a qualche mese fa. Però vedi, se
i dirigenti politici analizzassero bene i voti, il consenso, l'andamento del consenso, no? In realtà come quelle del Sud, dove traspare dal voto tutta la difficoltà della quotidianità, no? Dove traspare allora forse orienterebbero meglio e in maniera forse più incisiva la loro azione politica, perché se no tu non puoi fare un progetto, un'azione politica che cali sul paese tout court in maniera omogenea, no? Ma non è così, non è così, perché ogni realtà ha le sue peculiarità. E allora tu dicevi prima, il voto civico che a Crotone segnala un disagio forte, pressante, che tu tocchi con mano, beh, allora lì devi cominciare a interrogarti, no? Su quello che... Le regionali erano Infatti. stato campanello di allarme, insomma. Ma Noi diciamo abbiamo che le regionali sul dato amministrativo regionale dati significativi avevamo, però lì è lavorato su uomini forti, no? Uomini di forte visibilità, di forte impatto mediatico, penso a De Luca per esempio, che è stato bravissimo nella gestione di tutta l'emergenza Covid, ha utilizzato l'emergenza, la pandemia per, come dire, per rappresentarsi agli occhi dell'opinione pubblica, dell'immaginario collettivo come il pater familias, no? Perché questo poi è restituito. Garante della salute, che è il primo dei beni, l'abbiamo scoperto al 22 febbraio, che tutto cede alla salute, e vedremo adesso se le regioni continueranno la leale collaborazione verso il governo quando avremo il nuovo DPCM, pare che sia alla firma mercoledì, parlamentarizzato martedì, e lì le regioni non devono discostarsi troppo in senso restrittivo o in senso diciamo che il governo a questo punto ha detto attenzione, fermatevi un attimo, decidiamo noi e tutti vi adeguate. Sì. E questo anche perché per ribadire una leadership politica, no? Di indirizzo, altrimenti i governatori delle regioni siano sovrapposti al governo, conflitti di competenza non piccoli, imposto le loro regole nei loro territori amministrati. Questo significa che la visione complessiva del Paese risulta essere molto frammentata su un tema, su un argomento così forte, pregnante, pesante e che riguarda tutti noi, che è quello della salute. La pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Walter, qualche telespettatore ci scrive dicendo che hai omesso di dire, ma non abbiamo fatto ragionamenti di questo tipo, sulla presenza di forze politiche all'interno del centrodestra che in Calabria sono risultati primi partiti, riferimento per esempio a Forza Italia, ma non hai affrontato questo tema. Comune per comune credo che bisogna... Vediamo queste immagini che arrivano da Crotone, da San Giovanni in Fiore, me li mandate per favore in onda mentre noi parliamo, grazie. E il discorso è certamente fra le liste politiche e le liste civiche, e poi i simboli politici hanno andamenti differenziati, comune per comune. Io credo che Forza Italia sia andata bene in alcuni comuni, ma in altri comuni non è andata bene, quindi l'analisi di dettaglio dovrebbe distinguere quando hanno saputo fare buone liste con bei voti e quando no. Più in generale la partita oggi in Italia è aperta a destra, questo si cercava di dire, le regionali hanno segnato un punto, se vogliamo, storico, la Lega è quella salviniana, ma esiste una Lega anche non salviniana, 2 anni fa credevamo che fosse solo Salvini, la sintesi... Zaia è l'espressione di questa Lega non salviniana, per esempio. No? Abbiamo, siamo riusciti a collegarci anche col mio amico e collega Filippo Veltri. Mi senti, Filippo? Sì. Non lo sento più, lo vedevo un attimo. Tardi, vi chiedo scusa, non vi ho neanche ascoltato, quindi non so bene di cosa... Allora, se abbiamo risultati. Intanto ti dico che con me c'è il professor Walter Nocito, che è il professore di diritto pubblico
l'Università della Calabria, il quale... Buongiorno dottore, buongiorno. Buongiorno, buon lavoro. In prima battuta ha detto subito che, guardate, che il primo turno nelle amministrative è un turno fortemente territoriale, il secondo turno, un turno invece più politico, in cui contano la coalizione, contano i partiti, conta il radicamento dei partiti sul territorio. Tu sei d'accordo? Sì, è ovvio che noi ci troviamo di fronte ad un'altra votazione, cioè una cosa che non c'entra niente con la prima, l'ovvio calo dei partecipanti al voto che c'è stato anche qua in Calabria, che è l'ultimo dato di cui sono a conoscenza. Non so se invece abbiamo già dei dati, seppur diciamo precari, sull'esito del ballottaggio, testimoniano che ci troviamo di fronte ad un'altra cosa. Il questione non cito che tu hai riassunto, mi pare che colga bene la differenza fra primo e secondo turno. Per ragionare in termini però ovviamente, come dire, un po' più politici, secondo me dobbiamo avere qualche dato, seppur diciamo iniziale. Io dalle notizie che ho io sembra che a Castrovillari sia in vantaggio il candidato del centrodestra e a Reggio Calabria il contrario. Però so notizie che mi vengono date in questo modo, non so tu che notizie hai, se ne hai, diciamo. Seguendo, Filippo, stiamo seguendo lo spoglio in diretta, quindi andiamo in progress, insomma, abbiamo ascoltato anche lo spoglio delle prime schede e a Castrovillari, quando era la prima più o meno erano due punti in meno, 2 o 3 punti in meno, 2 o 3 schede di svantaggio. Ti confermo, ora mi giunge un'altra notizia in me su Castrovillari che è uguale a quella che stai dando tu in questo momento. Sì, l'ho data, è un equilibrio. Andiamo a San Giovanni in Fiore perché Anna mi sa che ha qualche notizia. Che io non sento però San Giovanni in Fiore. Sì, adesso lo sentirai, adesso lo ascolterai. Non lo sento, Filippo. Vai Anna, vai. Comunque vi volevo dare un dato, siamo sempre qui su Via Roma, siamo andati anche alla segreteria dell'altro candidato, Barile, però ci ha detto che al momento non vuole parlare, la stessa cosa Rosaria Succurro. Io però vi do dei dati per quanto riguarda il 33% delle schede scrutinate, il 54,10% in vantaggio Rosaria Succurro, 45,90% invece Antonio Barile. Bene, grazie Anna. Beh, Filippo, comincia pian piano a delinearsi però qui, A San Giovanni in Fiore mi pare di avere capito, il collegamento audio che io ho avuto era molto disturbato, mi pare di capire che sia avanti la Succurro, o ho capito male io? No, 54 a fronte di un 45 di Barile, questo era il dato. E quindi insomma voglio dire, c'è già un primo dato che conferma, diciamo, le previsioni che noi avevamo della vigilia. I dati più importanti, senza ovviamente voler mettere in secondo piano San Giovanni, Castrovillari, Cirò e Taurianova, è quello di Reggio Calabria, però seguito a ruota da quello di Crotone, non peraltro. Stiamo parlando dei due capoluoghi di provincia nei quali si vota. Là io al momento, ti ripeto, ma è inutile darlo perché sono semplicemente delle primissime insomma pochissimi dati. Bene, aspetta, così vediamo man mano che arrivano questi risultati. In collegamento riusciamo ad averlo adesso, dovrebbe esserci anche l'assessore regionale Gianluca Gallo, che questa volta però è in veste di dirigente politico, non di assessore. Grazie, assessore. Ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto tempo, quindi è un po' antipatica questa cosa. Segui naturalmente con grande apprensione perché il Forza Italia, di cui tu sei espressione, è in campo a Reggio Calabria, è in campo a Castrovillari, è in campo a San Giovanni in Fiore, così come a Crotone. Quindi per voi è una prova generale di quello che sono stati questi primi mesi
di governo regionale oppure no? Ma io non penso che le elezioni amministrative possano essere la misura del gradimento del governo regionale, vale a dire non ci può essere un referendum sul governo regionale. Ogni elezione amministrativa in ogni comune ha storia a sé e quindi credo che le ragioni contingenti siano importanti. Noi abbiamo lavorato naturalmente per un centrodestra compatto, coeso, che potesse avere anche trasferire sui comuni un governo della stessa coalizione che in questo momento sta governando la regione da gennaio-febbraio di quest'anno. Per cui il tentativo è stato anche questo, abbiamo supportato i nostri candidati nelle varie realtà territoriali. Speriamo che le cose vadano per il meglio. Vi do qualche dato che riguarda Reggio Calabria, ultimate le operazioni di spoglio in 28 sezioni, il risultato è questo, Giuseppe Falcomatà è al 56,68%, mentre Antonino Minicucci è al 43,32%. Che dici Walter, sta delineando anche qui? Sì, la famosa forchetta è al 10, quindi è delineata. Sia su San Giovanni direi, ma anche su Reggio Calabria, dove 28 sezioni non sono poche, sono molte di più che non a San Giovanni in Fiore. Gianluca, ti vedo in collegamento con noi. Gianluca. Eccoci direttore. Sì direttore, siamo nella segreteria di Vincenzo Voce che ci sta raggiungendo in postazione perché anche lui è impegnato in prima persona nella raccolta dei dati. Prego, può venire, lo accogliamo, il candidato Vincenzo Voce. Che aria si respira innanzitutto e poi ho visto che già state snocciolando dati che arrivano dalle sezioni. I primi dati sembrano molto positivi, ecco. Aspettiamo però ovviamente lo spoglio finale per commentarli definitivamente. Sentivo parlare delle sezioni al centro della città in particolare. Sì, in città centro sembra che sia molto votato, ecco. Un po' le periferie un po' di meno, però sono dati positivi per adesso. Le faccio la domanda che ho fatto anche all'altro candidato. C'è stato in questi 15 giorni qualcosa che l'ha colpita in particolare, una persona, un racconto, una storia, una richiesta? Ma guardi, io ho incontrato tantissime persone, sono andato in tutti i quartieri, c'è la necessità che la politica veramente cambi radicalmente, perché non è accettabile che a Crotone ci siano quartieri veramente abbandonati. Questo. In particolare non una storia, ma un vissuto di una città che veramente ha toccato, io direi, il fondo in questi ultimi decenni. Dopo la chiusura delle fabbriche, la mancata reindustrializzazione, praticamente è rimasto solo un inquinamento. Questo è rimasto. Il ballottaggio è un voto diverso. Se prima entravano in gioco i voti delle liste collegate, adesso secondo lei è più un voto alla persona oppure contano di più le coalizioni che sono dietro il candidato? Guardi, è un voto sulla persona, perché al ballottaggio, ripeto, l'altro candidato, l'avvocato Manica, si è presentato con 10 liste, per cui noi con 4 liste civiche, ma sembra che i risultati ci stiano premiando, ecco, almeno le prime indicazioni che abbiamo. Direttore, domande da studio? No, una sola domanda volevo fare a Voce. La vedo particolarmente sorridente, che vuol dire che ha in mano numeri che noi ancora non abbiamo? Il direttore ha colto in lei un certo ottimismo e un sorriso che probabilmente vuol dire che lei ha in mano dati che ancora noi non abbiamo. Ma no, non li ha nessuno perché a noi li comunicano i rappresentanti di lista, quindi i nostri dati sono, diciamo, in tempo reale dalle varie sezioni. Quindi diciamo che sono positivi, indicano una positività. In effetti, direttore, qui c'è non entusiasmo perché comunque, ma c'è serenità e prima dalla lettura di alcuni dati che hanno fatto qui in segreteria abbiamo colto appunto un certo vantaggio in alcune sezioni in particolare. Bene, grazie Gianluca, tra poco andiamo a Reggio Calabria, che c'è? Mi date Reggio Calabria rapidamente o c'è Anna Franchi? Vabbè, prima Reggio Calabria, vai Enzo, vai. Di nuovo buon pomeriggio, sono davanti nella sede del candidato del centrodestra Antonino Minicucci. Tra poco mi sposterò
nella segreteria di Falcomatà. I primi dati arrivano, secondo quanto mi dicono alcuni osservatori che sono qui presenti nella segreteria del candidato del centrodestra, pare che ci sia un leggero vantaggio di Falcomatà, circa un centinaio di voti dopo le prime sezioni scrutinate, dopo anzi l'inizio dello spoglio. Le sezioni non sono state completate nemmeno una, quindi spoglio ancora ovviamente in corso. C'è un iniziale vantaggio di Falcomatà, il sindaco uscente, PD e altre liste di ispirazione di centrosinistra, ma ancora la conta lunga e vi daremo ulteriori dettagli nei prossimi minuti, comunque entro breve tempo. A voi. Grazie, grazie. Intanto a Reggio Calabria sono state scrutinate 22 sezioni su 218, Falcomatà è al 56, mentre Minicucci è al 43. Anna, andiamo adesso a San Giovanni in Fiore. Sì, direttore, c'è un po' di traffico qui su via Roma, non vi dico quante persone si stanno fermando proprio davanti alla segreteria della candidata Rosaria Succurro, proprio che si fermano, vogliono sapere come sta andando questo scrutinio, e vi posso dire che per quanto riguarda il 50,57% delle schede scrutinate, Rosaria Succurro è in vantaggio 53,84%, mentre Barile è al 46,16%. Grazie Anna, mentre preparate il collegamento con Castrovillari, Filippo, due dati, 56,43 a Reggio Calabria, 53,46 a San Giovanni in Fiore. Mi pare che il trend cominci a prendere corpo. Non ti sento Filippo, scusa ma non riesco a sentirti. Mi senti ora? Ora sì, ora sì, ora sì. No, sono le prime indicazioni che davamo. Mi pare che se dovesse essere confermato sia Reggio Calabria che San Giovanni in Fiore, Crotone, non lo so, ascoltavo il collegamento prima con voce, vediamo come va a finire. Beh, sì, il dato di Reggio Calabria è un dato politico nazionale molto serio, il dato di Reggio Calabria. Il dato di San Giovanni in Fiore è un dato che conferma il dato politico regionale, cioè che Forza Italia riesce ad essere anche in condizioni non facili il partito di riferimento del centrodestra, e se dovesse essere confermato, torno a ripetere il se, dovesse essere confermato il dato di Reggio Calabria, che lo stesso professor Nocito come me dà però insomma con un trend che attorno ai 9-10 punti, anche 11 per la verità, se dovesse essere confermato, sì, il dato è uno solo, cioè a dire che la Lega di Salvini non sfonda neanche a Reggio Calabria, pur con un candidato di diretta espressione di Salvini. Senti Filippo, vuoi fare una domanda a Gianluca Gallo che ti sente, che è in collegamento? Ah, perfetto, sì. Assessore, buonasera, come stai? Pronto? Sì, ti sente Filippo, ti sente. Buonasera Assessore, davo prima, non so se mi hai ascoltato, se dovessero essere confermati questi dati di Reggio Calabria e San Giovanni in Fiore, aspettiamo poi Castrovillari e Crotone, testimoniano come in Calabria regge Forza Italia, ma il dato di Reggio Calabria segnala come ci sia un punto di non sfondamento della Lega nel sud e in una città così importante come Reggio Calabria. Non so se tu condividi questa analisi. Io non sento. Prego, Assessore, mi senti? Sì, su Reggio Calabria penso che le cose non vadano per il meglio, aspettiamo fino alla fine, vediamo come si evolve anche lo scrutinio. San Giovanni in Fiore mi sembra abbastanza delineato, aspettiamo di capire Castrovillari e anche gli altri comuni nei quali si è votato. Penso a Cirò le cose vadano bene per il centrodestra e via discorrendo. Volevo chiederti, Assessore, se puoi munirti di auricolari e se il microfonino forse riusciamo a sentirti ancora meglio. Walter. Sì, io direi che lo sfondamento della Lega tutti lo temiamo, ma non c'è. Io direi che c'è Taurianova che va tenuto sotto controllo, perché l'uomo è espressione di Salvini, il candidato che resiste allo sfondamento della Lega è Scionti,
che è un buon sindaco di centrosinistra con i crismi funzionali del buon centrosinistra. Vedremo se ci arriveranno i dati da Taurianova, perché lì se perde Salvini perde la faccia. A Reggio Calabria pure, il dato è nazionale perché di fatto è capoluogo, comunque città metropolitana, una grossa città Reggio Calabria, e poi abbiamo il dato di San Giovanni in Fiore che conferma quello che tu ci dicevi, e che a Castrovillari il confronto è politico e quindi lo sfondamento a destra della destra sovranista probabilmente neanche a Castrovillari ci sarà. Ma parliamo di centro, però si parla di centrodestra, cioè lascia stare. Ho capito, ma quella ho capito, però quelle sono dirette espressione della destra sovranista. Ci sono altri candidati che invece sono espressione del centrodestra, no? Cioè, per esempio, Succurro a San Giovanni in Fiore è espressione del centrodestra e diretta, come dire, emanazione, se mi lasci passare questo termine, di Forza Italia. Giuseppe Greco, ti vedo da Castrovillari, che mi racconti di nuovo rispetto a queste operazioni di spoglio? Hai qualche numero da darci? Sì, direttore, siamo alla sezione villaggio scolastico, diciamo che qui la situazione è abbastanza equilibrata. Abbiamo però un dato importante che a fronte del corpo elettorale di 20.661 ha votato il 55,61%, pari a 11.283 votanti. In questo momento i dati sono questi: Lopolito 118, La Mensa 117, nulle 8, bianche 3 solo in una di queste 4 sezioni che si trovano qui al villaggio scolastico. Grazie Giuseppe. Beh, il dato è quello che dicevamo, Walter, c'è questo testa a testa. Filippo, testa a testa al Castrovillari. Volevo però, non so, non mi avete ascoltato, perché è complicato intervenire. Il dato di al quale tu fai riferimento, Reggio Calabria c'era la coalizione di centrodestra tutta però, quindi sì. Voglio dire, il dato non è poco significativo e il candidato è stato, come è noto, a Reggio Calabria imposto da Salvini, quindi lì c'è il candidato di Salvini. A Taurianova, professore, il candidato è espressione di Spirlì più che di Salvini. Esatto. Quindi là bisogna sapere leggere le dinamiche locali e le dinamiche locali portano a questo risultato. Al momento pare che sia in vantaggio il candidato di Spirlì rispetto al sindaco uscente, che è un sindaco uscente di centrosinistra. Quindi voglio dire, il dato politico di Reggio Calabria è un dato politico doppio. Torno a ripetere, senza voler sminuire i risultati delle altre parti, Ciro, Taurianova e compagnia cantante, sono 2 e sono Reggio Calabria e Crotone, perché sono capoluoghi di provincia. Allora, a Crotone ancora io almeno non ho capito bene neanche quale sia l'andamento, non i dati, l'andamento, perché... No, l'andamento te lo dico io, Filippo, l'andamento è in vantaggio, voce, in vantaggio di una forbice che comincia ad allargarsi, sempre sarebbe più. Clamoroso anche questo, Attilio, se noi ragioniamo su un candidato civico espressione di poche liste, mi pare che egli diceva 4 liste, rispetto al candidato del centrodestra. Dopodiché tu hai San Giovanni in Fiore, che noi abbiamo sempre dipinto come la roccaforte, la Stalingrado del sud. Non esiste nessuna Stalingrado manca in Russia, figurati se esiste una Stalingrado in Calabria. Tra l'altro San Giovanni in Fiore è stata amministrata dallo stesso Barile per un periodo di tempo, quindi voglio dire, si riconfermerebbe una crisi della sinistra e del Partito Democratico in maniera specifica a San Giovanni in Fiore, con un successo del candidato di Forza Italia, torno a ripetere, di Forza Italia, così come a Castrovillari dobbiamo stare in attesa, perché anche a Castrovillari il candidato è espressione di quella parte del centrodestra. Lì dove invece c'è stato il candidato della Lega, e mi ripeto, e parliamo di Reggio Calabria, parliamo di una delle città più importanti del sud, testimonia, se dovesse essere riconfermato quel dato,
che Salvini nel sud non sfonda. Questo è il dato politico delle ore 16 meno 5 minuti. Sì, sono d'accordo. Tra un attimo voglio sentire Gianluca Gallo. Intanto vi do il dato di Reggio Calabria. Sono 55 sezioni su 218 e la forbice si allarga sempre di più. Falcomatà è al 57, mentre Minicucci è al 42. Anna Franchino da San Giovanni in Fiore, perché vedo un certo movimento nei pressi della segreteria politica del candidato di centrodestra Succurro. Anna, la confermi? Vedo un po' di movimento. Sì. In effetti c'è molto movimento qui questo pomeriggio. Vi posso dire che si sono già conclusi alcune operazioni di scrutinio in alcune sezioni. Siamo a oltre il 70% delle sezioni scrutinate. Rosaria Succurro è in vantaggio del 54,5%, mentre Antonio Barile è fermo al 45,95%. Ci sono, per capirci, quasi 500 voti fra l'uno e l'altro al momento, direttore. Bene, grazie. Voti di differenza, 500 voti. Che dici, Walter, tu come la leggi? Vediamo come la vedevamo prima. È robusto il risultato per Reggio Calabria con quei 50 rotti seggi. 42 su 50, ma l'unico dato di respiro nazionale è Reggio Calabria, però. Il vero dato nazionale è Reggio Calabria. Reggio Calabria, la città metropolitana. L'abbiamo già ripetuto, è quello il dato che a Roma i partiti nazionali andranno a vedere anche nel centrodestra. Non ci sono dubbi. Enzo, ti vedo, ma il viso è a metà. Ecco, vediamo se riesco. Perfetto, adesso ti vedo per intero, ma ci restituisci questa bella immagine che arriva da Reggio Calabria. Ti do io ti do il dato che riguarda 55 sezioni su 57 e 42, questa è la forbice tra Falcomatà e il suo competitor. Io non posso che confermarla, perché pochi minuti fa erano ancora dati parziali, finito il collegamento appunto arrivava questa conferma. Io sono sul Corso Garibaldi, che è il salotto della città, in questo momento non particolarmente animato. Sottolineo che ho anch'io la mascherina, ma per il collegamento l'ho tolta. Do un'indiscrezione, ora non vorrei creare qualche incidente all'interno del centrodestra, ma rumors del centrodestra confermerebbero questo trend per tutta la durata dello spoglio, quindi c'è una sorta di rassegnazione, lo dico tra virgolette, rispetto a questo dato. Si ritiene insomma che Falcomatà possa essere confermato sindaco. Tra poco saremo da te, sentiamo la voce del presidente di un seggio a Crotone mentre annuncia il voto che trova nella scheda, quindi dopo averla recuperata dall'urna. Vediamo. Sì, intanto direttore parto da qui, dalla sezione numero 10 dove hanno terminato le operazioni. Vincenzo Voce 211 preferenze, Antonio Manica 92 preferenze, schede nulle una. E poi ci spostiamo alla sezione 2 con Mario Scarpelli che mi segue. Qui abbiamo avuto il permesso da parte del presidente di seggio di vedere insieme a voi le operazioni di spoglio. Ecco qui, sezione numero 2, qui si stanno completando le operazioni. Le seguiamo in diretta con l'audio sporco. Non so se può bastare,
Vincenzo Voce 192, Manica 80, questo è il dato parziale nella sezione numero 2 che dà un po', come dire, restituisce una immagine di uno scrutinio che va in una certa direzione e giustifica anche quell'ottimismo e quel sorriso stampato sul volto del candidato Vincenzo Voce. A dopo. Grazie Gianluca, non so se abbiamo ripristinato il collegamento con Gianluca Gallo, appena è possibile regia magari mi fa vedere in bassa frequenza l'immagine del collegamento con Gallo. Filippo, hai sentito Gianluca? Se a Reggio Calabria il centrodestra deve, come dire, incassare, mi pare, una sconfitta molto molto forte, molto pesante, a Crotone, se i dati dovessero essere confermati, sia centrodestra che centrosinistra, insomma, prendono una di quelle legnate non da poco, no? Ma perché il centrodestra, il centrosinistra non manco c'era a Crotone. Per questo ti dico, il centrosinistra non ha avuto neanche la forza di, non sono messi nemmeno d'accordo per presentare una lista. Appunto, pur in assenza di uno schieramento, diciamo, ufficiale del centrosinistra, il centrodestra a Crotone schierava qualcosa come 10 liste, qualcosa di questa natura qua a Crotone, e mancava sia il punto di riferimento, diciamo, del sindaco uscente, sia la lista del Partito Democratico che non aveva neanche il simbolo a Crotone, e nonostante questo i dati che ci vengono dati ora da Gianluca, questi sono veramente clamorosi, cioè mentre a Reggio Calabria, parliamoci chiaro, la vittoria che mi sembra scontata di Falcomatà era nell'aria e gli osservatori l'avevano più o meno colta tutta. A Crotone no, a Crotone, voglio dire, c'è forse il dato più clamoroso perché o noi ragioniamo, Attilio e professore Nocito, o noi ragioniamo sulla territorialità dei candidati, perché è vero quello che diceva Gallo prima, cioè sono elezioni che, tranne Reggio Calabria, che ha un significato politico nazionale, e torno a ripetermi per i motivi che abbiamo detto, le altre competizioni esprimono una territorialità che evidentemente a Crotone, visto da lontano, cioè parlo per me, quindi non per altri, c'era sfuggita la territorialità del candidato Voce. La territorialità del candidato Voce al momento in cui stiamo ragionando ha il primato sia sul candidato del centro-sinistra, diciamo quel che restava, che è stato fatto fuori addirittura dal ballottaggio, e sia addirittura sul candidato del centrodestra. Quindi stiamo parlando di una territorialità, cioè di candidati legati al territorio. Dare una valenza politica regionale e o nazionale, tranne Reggio Calabria, torno a ripetere per evitare che io sia non chiaro, tranne Reggio Calabria mi pare che non ci sia. Bene, ci dobbiamo fermare pochi istanti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. La giriamo subito a Giuseppe Greco che è a Castrovillari. Giuseppe, a te. Vai. Sì, direttore, siamo con Liborio Bloise, il presidente del Circolo Forza Italia Castrovillari, nonché commissario cittadino di Forza Italia. Ci troviamo alle nostre spalle, come vedete, il quartier generale del dottor Lamenza, il quartier generale del centro-destra. Volevamo chiedere al signor Bloise che aria si respira all'interno, come vanno le cose. È un'aria di attesa, stiamo ricevendo man mano i dati che arrivano e quindi stiamo cercando di capire il trend di percentuale. Pare che dai primi dati l'Opolito sia avanti di circa 5 punti percentuale, questo significa che la città ha reagito in maniera completamente diversa rispetto al primo turno, però ovviamente questi sono i primi dati provvisori e vedremo più avanti come andrà. Direttore, se ci sono va bene così, studio, altrimenti noi ci spostiamo. Va bene così, grazie Giuseppe, grazie. Filippo, ti voglio far sentire una dichiarazione
dell'ex presidente della regione Mario Oliverio, il quale dice: questa mattina sono andato a votare nella mia città, la tentazione dell'astensione dal voto si è presentata più volte in questi giorni. Il voto però è un diritto fondamentale ed un dovere civico al cui esercizio non si può e non si deve mai rinunziare. Confesso che aprire la scheda e non trovare i simboli del proprio campo di appartenenza è stato triste ed è un sentimento di profonda amarezza ha pervaso il mio animo. Un patrimonio politico, democratico ed umano di lotte e di impegno civile è stato mortificato da una gestione e di un approccio burocratico arrogante e dissennato, distante dalla propria comunità politica e dal popolo. La nostra storia, la storia della sinistra e delle forze democratiche anche a San Giovanni in Fiore è stata segnata da vittorie e sconfitte. Da quella di oggi però, prosegue ancora Mario Oliverio, è molto ma molto di più di una sconfitta, è il risultato di una miope linea autodistruttiva che in nome di un falso rinnovamento sta producendo macerie e danni incalcolabili. Confesso che ho chiuso la scheda e per la prima volta non ho utilizzato la matita per apporre contrassegno su alcuno dei due candidati a sindaco. Come la commenti questa? Vabbè, è il commento, diciamo, al primo turno, diciamo, a quello che è successo al momento della presentazione delle liste e quello che è successo dentro il Partito Democratico, ad una cosa che anche Iacucci, che è stato ospite nostro durante la prima votazione 15 giorni fa, ci ha detto egli stesso che era stato commesso un grave errore a San Giovanni in Fiore, nel senso che il Partito Democratico non è riuscito a trovare un candidato che fosse un candidato di superamento. Filippo, scusami Filippo, sono gli applausi dalla segreteria della Succurro, guarda, l'immagine arriva in questo momento. Eccola lì, sta per uscire forse, riusciamo a portarla ai nostri microfoni. Certo che le norme anti-Covid in questa piccola sezione, voglio dire. Ecco qui. Ecco Rosaria Succurro, a questo punto il nuovo sindaco di San Giovanni in Fiore. Vediamo di portarla ai nostri microfoni. Intanto ci possiamo fidare dei dati che avete raccolto qui? Sì, assolutamente sì. Sono felicissima, emozionatissima, è naturale. Ringrazio San Giovanni. È la vittoria dei sangiovannesi, è la vittoria di chi ha voglia di qualcosa di nuovo, di una donna, ma soprattutto ecco, di un cambiamento. Abbiamo vinto, siamo felici, vogliamo festeggiare insieme ai sangiovannesi questa bellissima vittoria. Qual è stata la mossa vincente, quello che ha convinto i sangiovannesi a votarla? Che sarò il sindaco di tutti, questa è la cosa più bella che potrò fare per San Giovanni. La prima cosa che farà? Ne avremo tante da fare e vedremo un po'. Il primo sindaco donna di questa comunità, che cosa prova? Tanta emozione, ma davvero tanta. Emozionate? Sì. Rosaria, questa vittoria cancella tutte le brutture che sono successe in questi giorni. Mi piace guardare con positività al futuro e sono certa che
Maria, così tanto entusiasmo davvero cancella. Se c'è stato qualcosa di brutto l'abbiamo già spazzato via. Quindi hai sentito Filippo, il nuovo sindaco di San Giovanni in Fiore? Complimenti alla Succurro, stavo riprendendo per il ragionamento sulla domanda che mi hai fatto su San Giovanni in Fiore, un commento diciamo al primo voto, era evidente che si andava in quella direzione, torno a ripetere quando è stato qua Iacucci, il commissario non era il commissario del PD, il commissario del PD è Miccoli, ci dava anche lui delle indicazioni sui gravi errori che sono stati commessi, che ovviamente hanno poi diciamo agevolato il doppio successo della Succurro nel primo turno e di Barile addirittura, che è arrivata al ballottaggio, e la vittoria ora della Succurro, a cui faccio di nuovo i complimenti. Su Castrovillari io non ho avuto audio. Che novità abbiamo su Castrovillari? Nulla, siamo un testa a testa ancora lì, Filippo, ancora un testa a testa. Dobbiamo aspettare qualche altro minuto. Di Reggio Calabria e San Giovanni in Fiore mi pare di capire. Su Reggio Calabria ti dico che 122 sezioni su 218, Falco Matà è al 57,91, Minicucci al 42,09. Intanto anche a Falco Matà, direi. assolutamente sì, Walter. Intanto lasciateci le immagini da San Giovanni in Fiore, queste immagini della festa del neoeletto sindaco Rosaria Succurro, già assessore al comune di Cosenza, e la sua presentazione di candidatura. Alla sua presentazione della candidatura c'è stata il presidente della regione Iole Santelli. Questo a significare che come stesse spingendo e promuovendo un'immagine nuova di San Giovanni in Fiore, la governatrice. San Giovanni in Fiore dimostra che in Calabria c'è la trazione leghista e la trazione forzista che prima ci segnalavano dai tuoi telespettatori, e che il fulcro che ha fatto vincere le elezioni regionali in quel paese è confermato. Però la Calabria non è tutta San Giovanni in Fiore. Scusami, Walter, mi fate sentire questo trombettista? Ha già smesso? C'era il trombettista che stava annunciando la vittoria con la tromba di vittoria. Non so se volete fare qualche domanda. Sì, io volevo Rosaria Succurro, appena ce l'hai in postazione magari mi fai sapere. Grazie Anna, grazie. Chiedo la linea. Grazie Anna, grazie Anna. E Walter, scusa, continua. Quindi la trazione forzista ha funzionato in questo caso, ma è comunque un voto di svolta per un paese che aveva la storia politica che aveva San Giovanni in Fiore. Io attenderei però risultati che sono per me molto significativi, diversi da Reggio Calabria. Tu aspetti Taurianova. E Castrovillari. Castrovillari ancora perché ci sono degli effetti. Castrovillari è una capitale territoriale, ha una storia politica. Taurianova c'è l'uomo Spirlì. E l'uomo Spirlì non è chiunque, è il vicepresidente dell'ente regionale che fa piena espressione di un modo di pensare, di un idem sentire tra il salviniano e l'integralismo, diciamo, cattolico e anche omofobo, che ormai è famoso in tutta la Calabria e in tutta Italia. Per cui Taurianova aspettiamo il dato, ecco, non vorrei essere, diciamo, frainteso sui dati che poi emergeranno. E la piana di Gioia Tauro è una zona politicamente molto significativa per molti aspetti, insomma, la storia della mafia, della sinistra e anche delle istituzioni repubblicane in quella zona ha avuto un significato. E poi Cirò, stiamo aspettando Cirò, dove non ho nessuna informazione. Adesso arriveranno, abbi un po' di pazienza, Walter, abbi un po' di pazienza. Abbiamo puntato le attenzioni su queste 4 realtà per avere l'immediatezza proprio del quadro politico che emerge da queste amministrative. Datemi ancora San Giovanni in Fiore, perché aspetto di poter scambiare qualche battuta proprio con Rosaria Succurro.
La nostra troupe è lì, vedete c'è tanta gente, c'è un clima di grande festa, grande entusiasmo e quindi potete vedere voi, c'è bisogno neanche di commentarle queste immagini. Possiamo un attimo vedere, Filippo, ti interessava sapere le sezioni di Crotone? Ah sì, ecco, scusa. Mi sentite? Abbiamo... Sì, direttore, sono proprio qui con Rosaria, vi sente? Intanto... Ho dato il mio auricolare a lei così potete parlare con lei direttamente. Intanto Rosaria, complimenti. Ci sono, ma sento ben poco. Grazie, ma sento ben poco, sono veramente circondata da tantissimo affetto. Rosaria, mi senti? Mi senti? Chissà se riusciamo a farla questa intervista. Diventa difficile. C'è un po' di caos, giustamente. Sì. Ecco. È con il presidente Santelli in diretta, direttore. Sentiamo proprio che sta parlando in questo momento col presidente Santelli. Ti aspetto. A dopo. Ciao, grazie. Grazie, ti aspetto, Iole. Grazie di cuore. Vieni, ti aspetto. Ciao. Direttore, stava parlando proprio al telefono con naturalmente, la presidente Santelli. naturalmente la presidente Santelli è venuta al giorno della presentazione e adesso viene a festeggiare. Beh sì, viene a festeggiare, credo, una bellissima vittoria per San Giovanni. La vittoria, credo, dei sangiovannesi, la vittoria di tutti noi, di chi ha voglia di dare qualcosa, ecco, di nuovo, di bello, di importante a questa bellissima capitale della Sila. Senti, Rosaria, ci hai sempre creduto o hai affrontato questa competizione elettorale così, con lo spirito di chi compete perché vuole far conoscere il progetto che ha in mente ai cittadini, quindi senza porti come obiettivo a tutti i costi la vittoria? Oppure eri praticamente convinta di farcela? Allora, spero di aver interpretato bene la domanda, perché qui davvero c'è tanta gente e riesco a sentirvi poco. Sicuramente ci ho creduto fortemente fin dall'inizio. La mia candidatura nasce proprio da una convinta e ferma voglia di voler essere il sindaco di San Giovanni. È stata una campagna elettorale non semplice, ma il risultato finale è quello che conta. A chi dedichi questa vittoria, Rosaria? Sindaco di tutti! Sindaco di tutti! A chi dedichi questa vittoria, Rosaria? A chi dedichi? Ecco, a chi dedico la vittoria? Intanto alla mia famiglia e poi ovviamente a tutti i candidati, a tutti i sostenitori, a tutti i sangiovannesi. Senti, ma l'esperienza maturata a Cosenza è risultata poi determinante in questo testa a testa finale? Importante, certamente importante, anche fondamentale, perché no, unita ovviamente ad una grande vicinanza con i sangiovannesi, ai quali ho fatto comprendere in maniera forse anche più incisiva che sarò il sindaco di tutti loro. Quindi ad urne chiuse si torna a guardare alla città nella sua interezza? Beh sì, certamente, lo faremo fin da subito. Grazie, auguri. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Restituiamo la linea. Rosaria Succurro. Bene, brava Anna, ci ha offerto l'immediato commento a caldo del neo sindaco di San Giovanni in Fiore. Filippo, l'hai sentita Rosaria Succurro? Sì. L'ho sentita, mi pare una dichiarazione molto equilibrata e molto dentro al dato di San Giovanni in Fiore, anche nel futuro dell'amministrazione di questo centro così importante. Io credo che la sua esperienza negli anni dell'assessorato al Comune di Cosenza potrà giovare nella gestione di San Giovanni in Fiore. Torno a ripetere, per me questo era un risultato, diciamo, atteso, nel senso che era scontato, non c'è nulla in politica, ma diciamo molto plausibile, e la dichiarazione che la bravissima Anna ci ha trasmesso immediatamente delle prime parole
della Succurro confermano che per San Giovanni in Fiore potrebbe aprirsi un periodo, diciamo, buono dal punto di vista politico-amministrativo. Il punto vero politicamente sono però le cose che dicevamo prima. Io mi sbilancio su Taurianova, che non ha un risultato che però ha una valenza di lettura né regionale né nazionale, per i motivi che dicevo prima. A Taurianova io sono convinto che vincerà il candidato di Spirlì, magari sarò smentito, ma mi butto e magari facendo anche una brutta figura, ma credo che vada a finire in quel modo. I dati politici sono quelli che stanno emergendo da Reggio Calabria e da Crotone, dati politici di diversa natura, di lettura nazionale uno e di lettura territoriale l'altro, perché il dato di Reggio Calabria c'ha anche una lettura di radicamento di Falco Matà, ma c'è soprattutto un dato politico molto molto importante, che è quello di uno non sfondamento della Lega in una delle città più importanti del Mezzogiorno, e con un candidato che era stato imposto da Salvini e gli alleati e che per una certa fase, soprattutto la prima fase, non era stato neanche ben accettato dagli altri. Filippo, scusami, ma ho in linea Lopolito da Castrovillari. Giuseppe, vai. Sì, diciamo che ancora non è completamente chiusa, ma quasi vive già aria di vittoria. Sono con il dottor Lopolito, che qui è circondato già da gran parte della città, e c'è aria di festa. Ma mancano 2000 schede da scrutinare, mi pare che siamo in vantaggio di 500-600 voti, abbiamo più del 5%, salvo sconvolgimenti che non credo proprio. Abbiamo vinto e sono contento per tutta questa gente che merita, perché ha avuto fiducia in me e ha avuto fiducia nella mia squadra e ha avuto fiducia nel programma e anche in quello che abbiamo fatto precedentemente. Non era facile, no? Non è stata facile questa competizione elettorale. Non era facile. Il centrodestra è forte in questo periodo. Tra l'altro appena a gennaio si era votata alle regionali, qui aveva preso il 52% il centrodestra, vuol dire che la nostra squadra è più credibile della loro, questo è l'unico dato. Il partito che esprime la candidatura di Lopolito è stato compatto, leale, ha fatto la campagna elettorale così come se l'aspettava? Sì, certamente, il PD è stato il primo partito, poi abbiamo avuto altre 3 liste civiche, tutte d'area, abbiamo avuto veramente un movimento che possiamo definire di sinistra, non abbiamo questa volta legacci. Bene, grazie, ci sentiamo dopo quando il momento... Quando il momento sarà acclarato, quando il risultato sarà ormai chiaro. Enzo Romeo da Reggio Calabria, mi pare che tu adesso debba raggiungere la segreteria di Falco Matà, devi mettere, come dire, benzina alle gambe e devi camminare, vai. Ha bloccato solo la pioggia, il tempo di munirmi di un ombrello e sto ritornando proprio lì in segreteria. Il dato mi sembra anche evidente qui in riva allo stretto, Falco Matà è in nettissimo vantaggio. Ho visto poco fa vicino ai pressi della segreteria, che era stata allestita all'interno del Grand Hotel Excelsior, segreteria di Menicucci, alcuni consiglieri regionali di centrodestra sembravano tutto sommato sorridenti, ma come dicevo nel precedente collegamento si è quasi certi, insomma, della sconfitta. La forbice si sta allargando, quindi raggiungerò appena possibile la segreteria di Falco Matà, pioggia permettendo, ma oggi sfideremo anche il clima avverso, direttore, a più tardi. Bene, grazie di tutti i colori. Oggi ha dovuto sopportare il nostro Enzo Romeo. Andiamo, dove siamo? A Crotone adesso, mi date Crotone? Cosa non riesco a capire bene? Ah no, qui siamo a Castrovillari, perfetto, siamo a Castrovillari. Intanto volevo sapere di Crotone, appena Gianluca Pasqua è pronto vorrei sentirlo, vorrei vederlo in onda. Mi date poi l'audio anche ogni tanto di
di Castrovillari, perché il clima di festa, ecco Gianluca si sta preparando. Dove siamo qui? Ecco, questo è Castrovillari, andate a Castrovillari, la gente è per strada e sono ormai pronti a festeggiare. Filippo, hai sentito il sindaco Lopolito? Lopolito l'hai sentito? Io non ti ho sentito che hai detto. No, Lopolito è in vantaggio a Castrovillari. 5 punti, si ha praticamente vinto Lopolito. E anche questo è un dato politico allora da sottolineare, anche questo è un dato politico da sottolineare, cioè il radicamento di un'amministrazione che viene giudicata una buona amministrazione e soprattutto una vittoria del centrosinistra quando candida le persone giuste al posto giusto. Lopolito era una persona giusta al posto giusto. Ora io non riesco a capire, perdonami, l'altro dato che è quello interessante di Ciro Marina. Tu ne abbiamo o no? Non abbiamo nulla. Tra un po' dovremmo averle, perché avevamo allestito un collegamento ma abbiamo avuto un po' di problemi e adesso stiamo cercando di recuperare. Intanto ti do comunali di Crotone, 23 sezioni su 74, 66 e 61 per voce e 33 e 39 per Manica. Qui mi pare non ci sia storia, ma c'è Gianluca già collegato, dov'è? Nella segreteria di Voci? Gianluca? Sì, direttore, ci siamo, in questo momento c'è grande clima di festa in questa segreteria, chiediamo subito al candidato Voce, che adesso possiamo chiamare sindaco Voce, di raggiungerci, eccolo qui. Allora, adesso è fatta, possiamo chiamarla sindaco? Ma non so i dati finali, ma diciamo di sì, dai, diciamo di sì, c'è un margine almeno 20 punti, ma diciamo di sì, dai. Allora, adesso grande festa, però naturalmente bisogna stare attenti pure alle regole, perché non ci si può abbracciare, non ci si può... Assolutamente, io invito tutti i miei amici, gli elettori, coloro che verranno in piazza a festeggiare, ad usare un tono sobrio innanzitutto e riguardarsi un po' contro questo pericolosissimo Covid-19 che ancora è tra di noi. Quindi distanziamento, mascherina, lo farò io stesso e quindi... Speriamo bene, dai, speriamo bene. Le prime cose che farà da sindaco, la sua agenda qual è? Ma la sua agenda, bisogna mettere mano immediatamente al decoro e all'igiene urbana, la partecipata che la società crea in house del Comune di Crotone vuole ricapitalizzata e vuole messa nelle condizioni di effettuare e partire subito con la raccolta differenziata. Ecco, abbiamo numeri bassissimi, un'indecenza. Ecco, che battaglia è stata se si aspettava questo exploit anche al ballottaggio? Guardi, io in queste 2 settimane ho parlato con tantissime persone, per cui avevo un po' il polso della situazione, tanta gente mi fermava per strada e mi diceva che mi avrebbe votato e che mi avrebbe sostenuto, per cui è un successo bello e speriamo veramente di iniziare a lavorare per la città di Crotone rapidamente. Qual sarà il suo rapporto con l'opposizione? Ma io mi auguro costruttivo, mi auguro che sia un rapporto veramente costruttivo, perché qui dobbiamo mettere al centro la città di Crotone e gli interessi dei crotonesi, per cui ognuno con il rispettivo ruolo, perché è fondamentale una buona opposizione che controlli un po' quello che si fa. Ma guardi, c'è da fare e da fare, questo è il mio programma. Da studio, il direttore, Attilio Sabato. Voglio fare una domanda al sindaco, intanto complimentarmi con lui, gli auguro buon lavoro, è un periodo difficile, complesso, gli impegni assunti in campagna elettorale poi devono tradursi in fatti concreti, un uomo che ha vissuto e vive la città di Crotone e vive i suoi problemi. Le voglio fare questa domanda, sindaco, la sua vittoria significa anche mettere in piedi un movimento come Tesoro di Calabria, come il movimento che è espressione anche di Carlo Tanzi, che può anche strutturarsi in altre aree della Calabria, o rimane un fatto a sé stante?
episodico, come dire, un episodio legato a questa competizione elettorale? Allora, prima i complimenti e il buon lavoro da parte del direttore per una persona che conosce Crotone, i suoi problemi e si è mossa a Crotone nella sua città, vivendo appunto e conoscendo i problemi e cercando di risolverli anche quando stava dall'altra parte della politica. E poi una domanda su Tesoro di Calabria, questo movimento che a Crotone si è affermato, che può diventare anche in Calabria, in altre aree della Calabria, un'alternativa, oppure questo è un fatto episodico che è legato soltanto strettamente alla città di Crotone? Guardi, io mi auguro che Tesoro Calabria esploda un po' in tutta la Calabria. Qui a Crotone intanto, a parte il sindaco, faremo 7 consiglieri comunali, per cui un bel gruppo di professionisti che lavorerà per la città di Crotone. Poi bisogna vedere un po' le condizioni che ci saranno per farlo crescere, ma io sono molto ottimista. Questo, vede, il successo di Crotone è un po' il riscatto della società civile contro quei partiti che molto spesso sono stati distanti dai problemi della gente e dei cittadini. Questo è importante, è un bel segnale di riscatto dei cittadini contro quella politica che ci ha ridotto in queste condizioni. Ecco, noi a Crotone siamo sotto il 10% di raccolta differenziata, abbiamo discariche di ogni tipo, abbiamo siti industriali da bonificare, abbiamo scorie interrate dappertutto, insomma è quasi una città dei veleni e dobbiamo farla rinascere e ci sono le condizioni per farlo. Allora, buon lavoro. Gianluca, adesso dovremmo andare, non lo so, in Piazza Marinai d'Italia, diciamo a festeggiare anche se con sobrietà, e invito tutti veramente a indossare la mascherina, a distanziarsi, perché è importantissimo. Bene, grazie Gianluca. Dopo la festa andiamo da Anna Franchino che si trova a San Giovanni in Fiore. Sì, direttore, lo sentite, non c'è un clima di delusione nonostante la sconfitta, perché qualche sostenitore mi diceva prima di entrare, è la vittoria politica di Antonio Barile. Sì, io sono molto soddisfatto del risultato elettorale, ma non era questo che io cercavo, è inutile che ce lo nascondiamo. Io ho fatto una battaglia non per vedere emergere i consensi che sapevo che c'erano. Io sono stato 5 anni fuori dalla politica, io ho fatto una battaglia per San Giovanni in Fiore, io ho detto e continuo a ripetere che Rosaria Zuccurro non è all'altezza del compito, non è pronta per amministrare i gravi problemi di San Giovanni in Fiore. Chi ha votato Rosaria Zuccurro se ne assumerà la responsabilità se questa mia affermazione è vera. Se invece mi sono sbagliato, invece sarà all'altezza del compito, vabbè, faremo i complimenti a lei e a chi l'ha votata. Io sono molto preoccupato, devo dire la verità, mi sono messo in gioco anche se non avevo nessuna voglia, so quanto sarà faticoso fare il sindaco di San Giovanni in Fiore. Ce l'avevo messa tutta perché sono preoccupato per San Giovanni e stasera sono dispiaciuto, io non sono contento perché ho avuto un grande successo elettorale, con una sola lista sono quasi diventato sindaco, ci manca pochissimo, ma ripeto non era questo che cercavo, io volevo fare il sindaco perché ritengo nel modo più onesto e più convinto possibile che ero la persona più preparata e più pronta ad affrontare le urgenze che ci sono a San Giovanni in Fiore. Speriamo che mi sbagli per San Giovanni in Fiore. Direttore, se c'è una domanda la sente Antonio Barile? Sì, Barile ha fatto delle affermazioni insomma molto pesantucce, nel senso che ha giudicato già il neoeletto sindaco forse non in grado di rispondere alle istanze dei cittadini. Però il voto democratico va accettato, nel senso che se la gente ha votato vuol dire che ripone in lei fiducia. Lei ha fatto una straordinaria performance, perché con una sola lista è riuscito ad arrivare ad un passo dal raggiungimento di un obiettivo, ma questo significa un impegno che ha assunto con coloro i quali l'hanno votato di lavorare per il bene di San Giovanni in Fiore. Ecco, al di là poi la campagna elettorale si chiude, da domani è solo un ricordo, quello che resta è fare il bene della città perché i problemi sono davvero tanti. C'è la possibilità, come dire, di
collaborare nella gestione amministrativa di questo importante centro della Sila? Ma intanto io ho fatto delle affermazioni pesanti e non li faccio adesso. Io non mi sarei candidato se ci fossero stati in campo candidati che io ritenevo all'altezza, ma lo dico senza polemica, io ne sono convinto di questo. 10 giorni prima della presentazione delle liste io non avevo nessuna voglia. Quando poi ho visto i candidati lì mi è scattata una preoccupazione, ma perché io amo questo paese. Io ho deciso di vivere qui, sono 20 anni che sono in politica, quindi ho preso la decisione proprio perché non ritenevo all'altezza gli altri candidati. Quindi non sono accuse pesanti, anzi io mi auguro che mi stia sbagliando completamente. Poi lei mi dice collaborerò, io sono 20 anni che collaboro a favore del paese. Io quando ero consigliere comunale sono riuscito a portare un progetto a San Giovanni in Fiore per 500 disoccupati che oggi lavorano e quasi vivono grazie a me, e continuerò a fare questo. Io vivo per questo, io vivo per questo paese, io vivo per gli altri. Però sono estremamente preoccupato perché i problemi sono gravi. Lei ha dimostrato in campagna elettorale, ha confermato le mie preoccupazioni di non conoscere la realtà di San Giovanni in Fiore, di non conoscere i problemi. Io non capisco come è riuscita a fare nel giro di 20 giorni 5 liste, non lo capisco, non la conosceva nessuno, non la conosce nessuno a San Giovanni, quindi confermate le mie preoccupazioni. Detto questo, io sarò in consiglio comunale, la mia collaborazione sarà quella di evidenziare se lei prenderà altre strade che non quelle del benessere dei cittadini di San Giovanni in Fiore. Questa per me è collaborazione, evidenzierò tutti gli errori che farà, l'appoggerò se per caso dovesse prendere le strade giuste. Chi ha votato Barile e chi ha votato Succurru allora? Io credo che ha votato Barile la gente libera di San Giovanni in Fiore, sicuramente. Forse quelli più deboli, forse quelli che stanno più agli estremi della società. Hanno votato soprattutto al primo turno la gente che aveva degli interessi particolari. Io l'ho detto e l'ho denunciata questa cosa. Al ballottaggio non capisco cosa è successo, come abbia fatto a recuperare questi voti, io non lo capisco, non capisco. E mi dispiace per San Giovanni in Fiore come non abbia potuto cogliere l'opportunità che c'era Antonio Barile a disposizione. Lei forse le sembrerò presuntuoso per quello che sto dicendo, ma è così. Io non capisco questo risultato, mi aspettavo un risultato con una differenza a mio favore, ma grossa, invece no, abbiamo perso. Sono preoccupato per San Giovanni in Fiore e credo che chi ha fatto questo non l'ha fatto nell'interesse dei sangiovannesi. Poi se dovesse succedere quello che io penso, che lei non è all'altezza della situazione, poi si assumerà le responsabilità di quello che ha fatto. Bene, grazie Anna. Filippo, poi parliamo delle dichiarazioni di Barile. Adesso mando la pubblicità. Ecco, intanto ci ha raggiunto anche, finalmente siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Gallo, con l'assessore Gallo. Dopo la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio. Tra un attimo Filippo per il commento sulle parole, dichiarazioni durissime di Barile, forse anche ineleganti in un momento di festa, in un momento in cui il libero voto democratico ha attribuito la preferenza alla sua competitor, quindi anche un po' inelegante. Ma devo andare subito a Castrovillari perché c'è Annalita Cardamone e Giuseppe Greco, sono con il riconfermato sindaco di Castrovillari, Lopolito. Sì, è vero. Sì, direttore, siamo con il riconfermato sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito. I dati non sono ancora proprio ufficiali, ma siamo al 49,39 contro il 44,50 dell'altro candidato Giancarlo Lamensa. Allora, sindaco, a caldo. Ma 500 voti di vantaggio dopo che eravamo partiti con 880 voti di svantaggio. Era quello che avevo sempre immaginato. Una grande soddisfazione, davvero una grande soddisfazione, perché Castrovillari per la terza volta di seguito mi ha ridato fiducia e questa volta non era facile, considerato un centrodestra così agguerrito. Mi ha dato fiducia perché abbiamo messo su una squadra credibile, abbiamo messo su un programma fattibile
e l'abbiamo portata avanti con grande armonia. La gente ha visto che c'era sicurezza da questa parte e sono contento anche che ha dato fiducia al sottoscritto. Il dottor Lopolito, le ha affrontato 3 ballottaggi, questo era il terzo ballottaggio, come l'ha affrontato questo? Da esperto, l'ho detto, dopo 2 ballottaggi so bene come si vince un ballottaggio e questo forse, nonostante eravamo indietro, per me era il ballottaggio più semplice perché la gente mi aveva dato già fiducia al primo turno, dandomi un certo numero di vantaggio anche rispetto alla mia coalizione e io vi assicuro che nel primo turno non ho consegnato una scheda. A chi dedica questa vittoria? A chi dedica questa vittoria? Ma la dedica alla città e a mia moglie e ai miei figli. Un'altra cosa, domani la prima cosa che farà? E domani devo fare tante prime cose. Grazie. Noi chiudiamo di qui con questa riconferma di Mimmo Lopolito alla guida della città di Castrovillari per altri 5 anni. Io do la linea a questo punto a Giuseppe che è stato qui con me a seguire questa... Dimmi. Riuscite tu e Giuseppe a sentire l'altro candidato al sindaco? Riuscite a portarlo in postazione? Ci spostiamo. Andate a trovare il candidato a sindaco sconfitto. A più tardi. Mi raccomando. Gianluca Gallo, che dici a questo punto tu? Ma io dico auguri a Rosaria Succurro per questa bella vittoria, perché è una vittoria bella di una donna che ha dimostrato già a Cosenza di essere capace di amministrare bene la città di Cosenza, per 10 anni assessore con Mario Chiuto. Adesso farà bene in Sila, farà bene a San Giovanni in Fiore, peraltro con un progetto che la Giunta regionale ha in mente, in particolare il Presidente Santelli, per considerare la Sila una direttrice di sviluppo sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista turistico di questa nostra regione. Quindi io credo che ci siano tutte le condizioni per far bene e per dare un risultato importante a quel territorio che spesso è stato dimenticato. Mi dispiace che il candidato sindaco Barile si sia espresso in questi termini. Noi siamo convinti che Rosaria Succurro possa essere la persona giusta per far bene, far meglio di quanto si sia fatto finora per San Giovanni in Fiore. C'è tanta amarezza anche da parte mia per Castrovillari, per il risultato di Castrovillari. Abbiamo tentato, io sono stato anche in prima linea per questa vittoria del centrodestra, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Penso che si tratti di un'occasione perduta. Auguri all'Opolito. Cercheremo di collaborare naturalmente, saremmo stati molto più felici se avesse vinto il centrodestra dopo tanti anni e comunque il popolo ha sempre ragione, quindi quando il popolo vota e si esprime noi non possiamo che inchinarci alla volontà popolare, ma avremmo avuto e avremmo voluto un risultato totalmente diverso e probabilmente le condizioni erano anche per il governo precedente, per come l'amministrazione della città è stata negli anni precedenti, erano in questo senso. Comunque speriamo che ci sia la possibilità per dare qualche risultato in più rispetto a quanto è stato finora al territorio. Filippo, tu hai sentito prima Barile e adesso hai sentito Gallo. Un attimo, l'audio, non c'è l'audio, Filippo, non c'è il tuo audio. Forse hai mosso qualcosa? No, forse hai mosso qualcosa e non riesco a sentirti. Hai disattivato l'audio forse, Filippo? Non ho disattivato niente, mi senti o no? Adesso sì. E allora sei tu che non funzioni, che cosa vuoi da me? Sei tu che non funzioni. Allora, Barile non avevo il ritorno audio, ho ascoltato Gallo e il risultato rispetto alle prime valutazioni che facevamo quando c'era l'assessore Gallo è cambiato però, perché là sono arrivati i risultati di Crotone e soprattutto anche di Castrovillari, che cambiano il giudizio politico complessivo su questa tornata dei ballottaggi.
e lo cambiano e come? Perché io ho ascoltato invece la dichiarazione di voce del neo sindaco di Crotone, che quella è la dimostrazione delle cose che dicevamo, cioè a dire o la politica in Calabria riesce a mettere in campo una sua credibilità, una sua vicinanza ai territori e quindi anche un mutamento delle forme della politica, oppure ha ragione voce, dopodiché il risultato di Crotone non resterà isolato. Ricordiamoci, lo voglio ricordare per l'ennesima volta, Attilio, l'abbiamo fatto più volte in questi giorni, in queste settimane, che anche alle elezioni regionali il risultato di Carlo Tanzi è stato un risultato tutt'altro che banale, che è stato minimizzato a torto, e invece il dato di voce di oggi conferma che c'è un civismo. Voce è un candidato che a Crotone ha una storia, non nasce dal nulla, ha una storia, è uno che si è impegnato sul problema delle bonifiche, ad esempio, tant'è che le sue prime dichiarazioni sono proprio sul terreno dell'ambiente e dei rifiuti. Castrovillari riconferma Lopolito. È vero quello che dice Gallo, che c'era lo stesso quadro politico uscente tutto sommato, e Balà, il candidato del centrodestra, lo davano tutti per vincente, invece Lopolito si è riconfermato lì sì con una candidatura del centro-sinistra unito. Reggio Calabria ne abbiamo già parlato e abbiamo già detto tutto, ma su Reggio Calabria ovviamente bisognerà ritornarci, perché il dato è assolutamente eclatante nell'ambito nazionale. Dopodiché aspettiamo Taurianova, secondo me vincerà il candidato di Spirlì, mi sono già spinta avanti, aspettiamo Cirò per capire per quello che esprime. Il centrodestra può cantare vittoria per San Giovanni in Fiore, che è il punto in cui, a mio avviso, la governatrice Santelli si era più spesa, e a San Giovanni in Fiore ha vinto. Adesso, se consentite, io vado a scrivere, perché vi dovrei lasciare se tu ritieni, altrimenti sto ancora in linea. Dimmi tu. No, vai, ti lascio, vai a scrivere. Grazie. Andiamo a Castrovillari. Ci sono Annalita e Giuseppe con il candidato uscito sconfitto dalle elezioni. Allora, a voi, che cosa, intanto la prima domanda è: che cosa non ha funzionato? Allora, il direttore chiedeva che cosa non ha funzionato. Non ha funzionato, credo che ci sia stato pochissimo tempo per la campagna elettorale. Come ben sapete, noi siamo arrivati lunghi con la designazione del MIA a candidato sindaco per il centrodestra, quindi c'è stato molto poco tempo probabilmente per far conoscere la mia figura, che è nuovissima nel panorama politico. C'è stata una campagna elettorale poi nel secondo turno al ballottaggio che ha cambiato passo, c'è stata un'aggressività da parte del centro-sinistra nei nostri confronti molto acerrima, ci hanno demonizzato in qualsiasi momento, in qualsiasi social, su qualsiasi canale pubblico, in qualsiasi casa, hanno fatto porta a porta un terrorismo psicologico. Addirittura sono arrivati a dire che il centrodestra rappresentava il malaffare. Probabilmente questo ha inquinato anche la libertà dell'elettorato. Adesso, da domani, che cosa farà Giancarlo Lamensa? Fa opposizione, farà un'opposizione acerrima, farà un'opposizione dura, non farà sconti, nel rispetto democratico del risultato elettorale. Direttore, ci sono altre domande? Sì, voglio chiedere se ha notato la compattezza della coalizione, i partiti dei quali lei è espressione hanno lavorato secondo quelle che erano le sue aspettative o no? No, non ho sentito. Un attimo che cerco di mettere l'auricolare a Giancarlo. Ecco, proviamo un attimo, facciamo tutto in diretta, tanto è una trasmissione live, vero Walter? Tutto live. Allora, le volevo chiedere questo, non so se adesso mi sente. Mi sente? Sì, la sento.
Ecco, le voglio chiedere questo, i partiti dei quali lei è espressione hanno lavorato secondo quelle che erano le sue aspettative o no? Sono rimasti compatti, leali e determinati fino alla fine o ha notato in questa seconda fase una sorta di rilassamento dovuto forse alla ripartenza con un gap da colmare con l'uscente? No, in realtà i partiti mi sono stati vicinissimi, c'è un ritorno, mi sono stati vicini, tutti quanti i partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia, che è il mio partito, l'UDC, che rappresentano la spina dorsale della coalizione, ma sono stati vicinissimi anche i movimenti politici come Azione Cittadina, Futuro e Adesso, e quelle che erano i partiti all'interno, i partiti e movimenti all'interno di Lamenza Sindaco, della lista Lamenza Sindaco, che sono il Popolo della Famiglia, Forza Castrovillari e Noi per Lamenza. Senta, questo patrimonio di consensi, non so se... Allora, questo... da parte di tutti quanti. Hanno continuato a lavorare, evidentemente la riduzione del numero degli elettori tra il primo e il secondo turno ha colpito più pesantemente noi. Allora faccio questa domanda, se si sente di rappresentare... Noi ci fermiamo qui e chiudiamo insieme a Giuseppe questa diretta. Abbiamo raccontato il ballottaggio qui a Castrovillari. Giuseppe, vuoi dire qualcosa? Intanto un in bocca al lupo comunque al dottor Lamenza per il suo lavoro, che comunque porterà nella macchina amministrativa ancora da domani, e un in bocca al lupo al sindaco Lopolito sicuramente. Chiudiamo questa diretta da Castrovillari, è stato un piacere insieme ad Anna Rita, che abbiamo seguito i vari seggi da diverse postazioni, quindi da Castrovillari possiamo dire che è veramente tutto. Bravi, bravi, complimenti. E qui siamo a Reggio Calabria, datemi Reggio Calabria per favore. Datemi Reggio Calabria. Signora, mi scusi, sto lavorando. Porca troia, porca Eva. No, 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 no! Cazzo! C'è un momento di forte concitazione a Reggio Calabria, c'è tanta gente, festeggia la rielezione di Falco Matà. Walter, intanto vediamo le immagini. Te l'hai immaginato così il finale di partita? Siamo con un risultato che manchevole di 2 esiti. Se fossero tutti e 2 gli esiti, Cirò e Taurianova per la destra, è un pareggio in cui esce debole Salvini, ripeto, perché insomma il dato nazionale è quello che Filippo Velti ci ha già detto. Ti dimostra anche che la gente si deve impegnare nelle comunali. Quando uomini si sono impegnati, come nel dato castrovillarese, una persona che ha fatto... Scusami Walter, scusami. Del dato che porta a questa gioia da parte di tutti i sostenitori. Qui siamo esattamente davanti alla segreteria, a quello che è stato il luogo in cui Falco Matà ha costruito senz'altro la sua vittoria, una vittoria non facile. Bene, Mi sentite? Sì, ti sentiamo Enzo, ti sentiamo. Noi andiamo a fare una cronaca estemporanea, purtroppo c'è qualcuno che eccede, come può accadere naturalmente, e noi comprendiamo, però questo ci mette in difficoltà rispetto al nostro lavoro. Abbiamo qui vicino l'ex assessore Zimbalati che è stato candidato. Dottore, siamo in diretta con il TG10. È stata una vittoria difficile, ma comunque al ballottaggio il dato è netto. Le vittorie più difficili sono, più sensazioni di piacere danno. La vittoria si gusta fredda, abbiamo lavorato con una guida responsabile che era quella del sindaco,
abbiamo fatto un gioco di squadra, Falcomatà ha avuto parole da grande uomo, da grande politico e la vittoria è venuta in modo netto, in modo significativo, a dire che Reggio non si piega ai diktat e alle volontà della politica. Reggio è Amaranto, il nostro cuore è Amaranto, siamo soddisfatti che Reggio sia rimasto arricchito. Grazie, buon lavoro, grazie. Era Nino Zimbalatti, assessore della giunta Falcomatà, giunta uscente. Io chiedo sempre conferma circa il fatto che voi mi sentiate, lei mi deve far lavorare, mi scusi. E quindi c'è purtroppo qualcuno che impedisce talvolta il lavoro normale. Siamo in diretta e c'è Falcomatà che ovviamente è circondato da tutti i giornalisti ma anche dai suoi sostenitori. Bene, ti sentiamo perfettamente Enzo, sappiamo che è difficile lavorare in queste condizioni, nel momento in cui c'è gente che va come dire, a sostenere la rielezione di Giuseppe Falcomatà. Se riuscirai ad averlo mai in postazione, anzi proviamo un attimo a sentire, mi date l'audio? Visto che ha già fatto il suo lavoro. Mi date l'audio, per favore? Un attimo di pazienza, io cerco di farmi... Ciao Sergio. Ovviamente è una cronaca così in diretta, così estemporanea, con tutte le difficoltà del caso, ma ci piace così la televisione. credo che riusciremo ad avere una battuta del sindaco. In questo momento credo sia inquadrato, io purtroppo non posso vedere, mi dai conferma direttore? Sì, è inquadrato, va benissimo, vai, vai. Ok. Ecco, ora sta parlando con alcuni colleghi di altre testate, ora cercheremo di avvicinarci. Qui ovviamente ci sono i clacson di gioia, di giubilo, perché è stata una vittoria certamente difficile da raggiungere, soprattutto prima del ballottaggio, però Falcomatà aveva vinto il primo turno, oggi ha raddoppiato quella che era già la distanza del primo turno. Però è chiaro che l'attenzione e la preoccupazione c'era. Vedremo se sarà possibile che Falcomatà ci dia 2 minuti, anche 30 secondi del suo tempo. Chiaramente in questo momento è obiettivo di tutti i giornalisti ed è comprensibile. Va bene Enzo, non ti preoccupare, va benissimo così, ci piace così raccontare tutto live, questo è il bello della televisione, il nostro progetto ideale, il modello di comunicazione e di informazione è proprio questo, quindi va benissimo. Se riesci ad intercettare qualche parola di Falcomatà va bene, altrimenti poi nei prossimi giorni ascolteremo le sue parole. Adesso vediamo, appena la regia mi dà un po' l'audio così riesco a sentire quello che sta accadendo. Qui siamo a Crotone però, fatemi vedere. Qui siamo a Crotone, dove siamo? Sì, questo è Crotone. Sì, siamo qua. Sì, direttore, questa è Piazza dei Marinai, è atteso Vincenzo Voce, tra 10 minuti arriverà qua, sono partiti insieme ai collaboratori dalla sede, però evidentemente il suo tragitto è molto più tortuoso perché incontrerà nelle piazze e nelle strade i suoi sostenitori che lo stanno fermando per parlare, per commentare questa vittoria. Vincenzo Voce è il nuovo sindaco di Crotone, è un fatto storico, dicono i sostenitori, una svolta per la città, una svolta verso l'ambiente, una svolta verso la tutela del cittadino, una vittoria di questa parte della città che ha deciso di voltare pagina, di cambiare strada e di eleggere una persona che, come dicevi tu, ha vissuto Crotone in questi anni, i problemi di Crotone li ha denunciati giorno dopo giorno con le sue battaglie, soprattutto per quanto riguarda la bonifica e l'ambiente. Così si è fatto conoscere Voce e adesso ha conquistato Crotone. Manca pochissimo, c'è grande fermento in piazza, grande attesa, abbracci, anche se non sarebbe consentito, però ci sono gli abbracci. Voce ha già chiesto ai cittadini di rispettare
rispettare le regole, sarà un festeggiamento diverso, però naturalmente c'è voglia di brindare e di festeggiare per questa vittoria. Ti lascio alle immagini di Mario Scarpelli che sta facendo un po' una panoramica su quello che succede in piazza. Bene Gianluca, noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi mi fate vedere se c'è ancora con noi l'assessore Gallo, perché voglio fargli poi una domanda. Ecco, grazie. Ti chiedo scusa, ma... Posso? Sì, prego, prego. Però vince il centrodestra, vince Ferrari. Benissimo. Allora, dopo la pubblicità voglio farti due domande, se consenti. Walter, dopo la pubblicità il tuo intervento e poi andiamo a liberarti, perché ti ho tenuto prigioniero da quando, Walter? Dalle 3. Dalle 3 ti tengo prigioniero. Pubblicità, torniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Qui siamo a Crotone. Qui siamo a Crotone, va bene, in attesa che arrivi il neoeletto sindaco. Torniamo noi in studio, per favore, torniamo in studio, liberiamo subito Walter Nocito che è stato con me e che ringrazio. Allora, una battuta finale qual è? Allora, un 3-3, se vogliamo, era atteso, il dato che dei 3 di centrosinistra possiamo distinguere, perché è veramente significativo, credo che andrà sui giornali domani, sul Nazionale, è Voce, perché in Francia o in Spagna o in Germania quelle sono le tematiche dei Verdi, la bonifica, la sostenibilità, la qualità minima dell'ambiente cittadino. In Italia purtroppo bisogna avere un civico come Voce che dà voce a queste esigenze, che sono di un centrosinistra irrituale. Gli altri due sono uomini validi del centrosinistra rituale partitico. Il dato di Tarianova secondo Veltri andrà alla destra, per cui mi sento di dire che il 3-3 è l'esito finale del ballottaggio in Calabria, e però il dato è anche nazionale. Andiamo a vedere i dati che ci sono nelle altre città, la scomparsa dei grillini sostanzialmente dai dati amministrativi e anche, diciamo, gli equilibri nazionali tra centrodestra e centrosinistra. In Calabria stiamo a un pareggio. Grazie a Walter Nocito, professore di diritto pubblico all'Università della Calabria, per essere stato con me oggi. Il tuo contributo è stato preziosissimo come sempre. Grazie. Sai la stima che ti porto. Mi fate sentire che dice Voce adesso? Questo è tutto live. Questo è tutto live, quello che vi stiamo offrendo adesso. Bene, mi fate sentire adesso l'assessore Gallo, per favore. Datemi l'assessore Gallo per così. Ecco, allora proviamo a leggerla questo turno di amministrative, primo e secondo, quello che ti aspettavi al primo e quello che invece erano le aspettative del secondo turno. Beh, innanzitutto consentimi di non essere d'accordo col professore Nocito. Non si tratta di un 3-3, per ascrivere il sindaco di Crotone Voce al centro-sinistra e anche Tanzi bisogna chiedere a loro. Io credo che la loro sia un'azione di forte contrapposizione sia al centrodestra che al centrosinistra, e quindi non credo che possa trattarsi di un 3-3. Ma al di là delle sottigliezze, io forse mi aspettavo qualcosa in più. Mi aspettavo
probabilmente a Reggio Calabria l'individuazione del candidato sindaco, che ha portato tantissime polemiche, un candidato sindaco non propriamente di Reggio Calabria, ha inciso negativamente su una campagna elettorale che probabilmente il centrodestra avrebbe vinto. A Crotone c'è un episodio, per ora un episodio, ma potrebbe essere anche l'inizio di un percorso di civismo, come diceva Filippo Veltri, che vede il centrodestra sconfitto nonostante un buon primo turno. Scusami, ti chiedo scusa un attimo, diamo un attimo la priorità a Crotone e poi ritorno subito da te, ti chiedo perché le esigenze della diretta sono queste. Gianluca, vai. Ci mettiamo, possiamo intervistare? Ma noi l'abbiamo già fatto. Allora, a me piace più la cosa della festa. È il momento della festa, va bene. Allora possiamo continuare con l'assessore Gallo. Ti chiedo scusa, ma avevo esigenza di mandare un'immagine in diretta perché siamo in progress. Prego. Sì, dicevo, Reggio Calabria, ricapitolo, Reggio Calabria, una vittoria certa del centrodestra è stata probabilmente messa a rischio da una candidatura di un candidato ottimo, una persona naturalmente anche di grande valore, ma che comunque non era originaria di Reggio Calabria. Crotone per ora un episodio, ma c'è la vittoria del civismo e non sicuramente del centrosinistra. Nei comuni oltre 15.000 abitanti nei quali si è votato, Terminova vince il centrodestra, Ciro vince il centrodestra, San Giovanni vince il centrodestra, c'è solo Castrovillari dove un sindaco uscente, Lopolito, probabilmente mette in campo anche tutte le leve della gestione amministrativa, come è naturale che sia, e riesce a vincere le elezioni rispetto ad un centrodestra che abbiamo riorganizzato, per il quale io in prima persona ho contribuito a riorganizzarlo e che purtroppo esce sconfitto dalle elezioni. Auguri diciamo all'Opolito, non al merito al nostro candidato sindaco Giancarlo Lamenza, che ha fatto un'ottima campagna elettorale. E quindi da questa competizione arrivano segnali, messaggi, indicazioni per voi che governate questa terra? Ma io sono fortemente autocritico naturalmente, non penso, lo dico in tutta sincerità, che si tratti di un referendum sull'operato della giunta elettorale. No, non come referendum, come segnale, come indicazione dai territori, quello che avviene, i messaggi, la necessità. Io a questo facevo riferimento. Certamente bisogna cogliere i messaggi che provengono dai territori. Io credo che anche il periodo del lockdown e del Covid abbia influito. Se si fosse votato a maggio probabilmente l'esito sarebbe stato diverso. Anche in questo probabilmente questo ha modificato un po' l'esito elettorale, ma bisogna ascoltare le sollecitazioni, anche i messaggi che provengono dai territori, che vede un centrodestra tutto sommato in buona salute, un centrosinistra che vince Reggio per colpa del centrodestra e per errori che sono stati commessi dal centrodestra, e per il resto noi dobbiamo sempre cercare di far meglio come giunta regionale, cercare di avere una visione, una progettualità e cercare di stare sempre più sui territori. Io cercherò di sforzarmi ancora di più da domani di colmare le lacune che probabilmente ci sono nella mia azione sui territori, nella mia azione nei dipartimenti e negli assessorati che mi sono stati affidati, per cercare di portare sempre più sostegno e consenso anche alla mia parte politica, ma soprattutto per cercare, lo dico con grande sincerità, di rispondere sempre meglio alle aspettative dei calabresi. Bisogna essere fortemente autocritici in questa fase e bisogna anche analizzare tutti i segnali negativi che provengono dal popolo, perché noi siamo espressione di volontà popolari e dobbiamo per forza di cose essere in linea con le volontà popolari. Io così mi pare di cogliere da questa competizione elettorale che il centrodestra in Calabria sia sempre più a guida Forza Italia, lì dove Forza Italia non guida la coalizione, rimedia sconfitte. Sarà un caso, ma è così. Guarda, non è Attilio, non è questo. Forza Italia in questi ultimi anni ha cambiato un po' pelle, è un partito che ha deciso di strutturarsi sui territori in maniera molto radicata, ha deciso di costruire reti di classi dirigenti che possano rappresentare, secondo anche schemi che non sono magari molto moderni, ma che sono schemi molto artigianali,
e che ha uomini che comunque si spendono sul territorio, impegnati all'interno delle istituzioni, cercando, ripeto, di dare le risposte che i calabresi si aspettano, sia sul piano locale che sul piano regionale. Abbiamo un presidente, Jole Santelli, che credo stia rappresentando molto bene la nostra regione anche al di fuori dei confini regionali e che in questi mesi credo abbia difeso nel modo migliore possibile la nostra regione. È chiaro che c'è una influenza positiva nei confronti del nostro partito. Continueremo a lavorare e faremo in modo che anche laddove non ci sono candidati di Forza Italia cercheremo di portare ancora di più il nostro contributo. Dappertutto mi è stata data l'occasione, l'opportunità, ho stato sui territori per lavorare a favore dei nostri candidati a sindaco, perché riteniamo che la schiera istituzionale virtuosa tra comune e regione sia importante. Certamente faremo mancare il nostro apporto ai territori quando i sindaci, come è stato in questi mesi, non sono il nostro stesso colore politico. Senti, faccio una domanda che esula dal contesto politico, perché siamo in chiusura, vedo il dato che mi arriva adesso, ce l'ho sotto gli occhi dalle agenzie, questo maledetto Covid che avanza in Calabria oggi più 23 rispetto a ieri. Ti preoccupa questo? Sono molto preoccupato io, Attilio, di questo dato, sono molto preoccupato dei dati che ci provengono anche dal resto del Paese. Occorrerebbe essere più accorti, quindi rispettare l'ordinanza del Presidente Santelli, che peraltro è venuta come sempre 3 o 4 giorni prima rispetto all'ordinanza nazionale, tenere la mascherina tutti quanti all'interno e all'esterno, evitare i contatti. Noi abbiamo un problema, ci avviamo alla stagione autunnale con tempi più freddi e alla stagione invernale. Probabilmente l'incrocio fra questo Covid e i malanni invernali, l'influenza di ogni anno, ci potrebbe portare delle conseguenze che in questa fase possono essere anche negative. Allora bisogna prevenire anche all'interno delle scuole. Io immaginavo che anche l'ordinanza iniziale del Presidente Santelli per far tenere le mascherine ai ragazzi all'interno delle scuole, per misurare la febbre ai ragazzi all'ingresso delle scuole, potesse essere rispettata. C'è stata una levata di scudi del mondo della scuola. In questo senso io però penso che la tutela della salute in questo momento debba essere prevalente, per cui prego anche voi che siete gran cassa e siete attraverso la comunicazione potete molto, di portare ognuno di noi alla responsabilità e alla prudenza, perché questa è una fase delicata e io, ripeto, sono molto preoccupato. Speriamo che queste preoccupazioni possano essere superte e superate da una realtà migliore, ma bisogna essere giustamente preoccupati in questa fase perché ci avviamo verso una stagione che non è la migliore, perché è la stagione invernale. Grazie Gianluca Gallo, come sempre molto cortese nell'essere presente negli appuntamenti importanti, a far sentire la sua voce. Buon lavoro e che stai facendo un buon lavoro nel tuo ambito di competenza, quello che ti è stato assegnato dal Presidente Santelli. Grazie, buon lavoro. Noi chiudiamo qui questa finestra, questo lungo TG, con questa parentesi dedicata ai ballottaggi. Abbiamo parlato dei comuni dove i cittadini sono stati chiamati al voto. È stata come sempre una maratona che abbiamo messo in piedi per stare vicini ai cittadini che sono a casa e che hanno potuto seguire attraverso le nostre troupe le voci di coloro i quali hanno vinto le elezioni, ma anche di chi le ha perse. È una competizione, quindi onore ai vincitori, onore anche a chi si è assunto l'onere di partecipare. La regia, come al solito, affidata a Luca Chito, come sempre puntuale, così come tutta la nostra squadra, quelli colleghi che sono stati impegnati nelle postazioni a Castrovillari, a Crotone, a San Giovanni in Fiore, sono stati come sempre bravissimi, anche da Reggio Calabria Enzo Romeo, bravissimi tutti, onorato di essere, come dire, l'uomo che ha costruito questa squadra negli anni, una squadra che darà davvero molte soddisfazioni, ma soprattutto una squadra
che non fa mai un passo indietro. Lì quando c'è da far sentire la voce, quando c'è da raccontare, quando c'è da muoversi, quando c'è da essere in prima linea, lo hanno sempre fatto e continueranno a farlo. Grazie, vi lascio ai programmi della rete. Arrivederci.